Torniamo in studio per giocare insieme al nostro secondo gioco di questa sera. È obbligatorio dare una caparra quando si firma il compromesso? Questa è la domanda. Tasto 1 sì, tasto 2 no. Per poter giocare con noi potete farlo se siete maggiorenni chiamando l'894003 oppure giocando con la nostra applicazione Gioca con Geo. Vi ricordo che in palio c'è un bellissimo cellulare di ultima generazione e qui con noi a giocare c'è Roberta Mori, notaio, che accogliamo in trasmissione. Grazie. Benvenuta Roberta. Grazie. Accomodati pure, Grazie. intanto ricordo ai nostri amici a casa che hanno ancora 90 secondi di tempo per giocare con noi. In questi 90 secondi di tempo intanto aiutaci a valutare quelle che sono le cose importanti da tenere presente magari insieme al notaio quando si sta per comprare casa. Allora diciamo che parliamo ovviamente in linea generale perché ogni immobile ha una sua storia e quindi dovrà essere oggetto di una valutazione specifica, però appunto parlando in linea generale i controlli da fare con il notaio sono di tre tipi: i controlli ipotecari, quelli catastali e quelli relativi alla regolarità edilizia dell'immobile. Il controllo ipotecario è il primo e sicuramente il più importante. Dobbiamo verificare presso i pubblici registri in primo luogo chi sia l'effettivo proprietario, quindi chi sia la persona legittimata a comparire davanti al notaio per fare l'atto di compravendita. Poi dobbiamo anche verificare quali siano gli eventuali gravami che ci sono su questo immobile, quindi se ci siano delle ipoteche, dei sequestri, dei privilegi, delle trascrizioni comunque pregiudizievoli che possano in qualche modo inficiare il mio acquisto. Il secondo tipo di controllo è il controllo catastale, quindi presso gli uffici del catasto, per verificare che i dati catastali e le planimetrie siano conformi allo stato di fatto, cioè devo verificare che non ci siano delle difformità rilevanti tali da influire o sul calcolo della rendita catastale oppure da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale. Faccio un esempio: ho fatto dei lavori di ristrutturazione all'interno del mio appartamento che ne hanno modificato la struttura interna, è evidente che prima di vendere dovrò depositare una nuova planimetria aggiornata con lo stato di fatto. E poi ci sono i controlli edilizi che sono ugualmente rilevanti: l'immobile deve essere costruito con licenza e deve avere, o quantomeno dobbiamo verificare se ha l'agibilità. Certo, deve essere nessun tipo di abusività, esatto, in questo senso, esatto. È molto importante. Abbiamo sentito il gong, quindi stop alle chiamate, la risposta corretta era no, cioè non è obbligatorio dare una caparra quando si firma il compromesso, però la prassi un po' è quella di farla, Esatto. di darla questa caparra, è vero? Sì, non è assolutamente obbligatorio, ma è prassi, e quindi è consuetudine dare una caparra. La caparra che cos'è? È la consegna di una somma di denaro che il potenziale compratore dà al venditore per garantire la serietà del suo acquisto. E qui dobbiamo ricordare che la contrattazione immobiliare avviene per fasi successive, quindi ci sarà una prima trattativa che porterà alla conclusione del cosiddetto compromesso. Il compromesso in realtà tecnicamente si chiama il contratto preliminare, perché le parti assumono l'obbligo reciproco di arrivare alla stipula di un successivo contratto che è il contratto definitivo e che è quello che si fa davanti al notaio. Ma è chiaro che il suggerimento che io posso dare ai telespettatori è quello di andare fin dalla fase iniziale delle trattative e chiedere l'aiuto del professionista, in modo da non trovarsi coinvolti in trattative che possono essere inutili o infruttuose. Il fatto poi di fare il preliminare davanti al notaio ci dà delle ulteriori garanzie, perché nel momento in cui il notaio autentica oppure riceve per atto pubblico il preliminare, in quanto pubblico ufficiale ha l'obbligo di trascrivere questo contratto e quindi di dargli una pubblicità presso quei registri che abbiamo visto prima. Quindi io accendo un faro dall'inizio sulla contrattazione e pongo il mio compratore al riparo da due rischi: il rischio che il venditore possa promettere l'immobile in vendita a un'altra persona perché per esempio è allettato da un'offerta per lui economicamente più vantaggiosa, certo. Oppure ancora il rischio che contro questo venditore vengano iscritte delle ipoteche dopo la trascrizione del preliminare, che quindi in qualche modo queste ipoteche iscritte dopo non pregiudicheranno più il nostro acquirente, che quindi è tutelato, e ci mettiamo assolutamente al riparo dai vari fattori. Abbiamo fatto una guida, un vademecum in cui voi forse puoi mostrarlo tu, grazie. Sì. È un vademecum che abbiamo fatto con le principali associazioni dei consumatori e potete trovarlo sul sito www.notariato.it in cui si può scaricare gratuitamente, e quindi avrete tutte le ulteriori informazioni di dettaglio, perché come dicevo i controlli devono essere controlli specifici oltre ai controlli generali per valutare il singolo immobile. Molto molto importante anche questo aspetto.
Incredibilmente il 24% soltanto dei nostri amici a casa ha risposto correttamente, forse proprio per il fatto che è talmente prassi esatto. dare la caparra che si pensa che sia quasi obbligatorio. In realtà obbligatorio l'abbiamo detto non è. Vediamo che è Millina che ha vinto il nostro gioco. Pronto? Pronto? Pronto, ciao, come ti chiami? Arturo Gavioli, Arturo, da dove chiami Arturo? da Carpi di Modena. Ah, quindi Arturo dalla provincia di Modena, hai vinto il nostro cellulare di ultima generazione. Grazie mille. Arturo. A prestissimo, un abbraccio. Ciao, grazie. Grazie anche a Roberta Mori, notaio che sono qui con noi questa sera a giocare. Ora Sveva, il nostro film, dove ci porta? Ci porta a conoscere la bellissima